Ragazzi, ultimamente sono sparita, lo so, perché non sono riuscita a fare un video, però voglio, io non mi fermo mai, pure se non ho fatto i video, comunque ho fatto tantissime altre cose che non sono mai ferma. Voglio, io quando mi metto una cosa in capo ha da succedere sempre, perché tengo a capo tosto, voglio, mi tengo a capo tosto. Niente, avevo deciso di venire a Napoli, ragazzi, e sono a Napoli. Ragazzi, sono poco capricciosi. Comunque niente, sono felice, sono appena arrivata, da pochi minuti sono scesa dal pullman. Ragazzi, sono emozionata. Io ogni volta che arrivo a Napoli, nonostante ci sono nata, nonostante sono napoletana, nonostante, come dico sempre, io sono figlia di Napoli, io provo un'emozione quando vengo qua e non riesco a non sorridere. È una cosa naturale, ragazzi, non ci posso fare niente, perché quando vengo qua non è solamente un viaggio, non è solamente venire a Napoli, e qui significa venire a casa. Napoli non è solo Napoli, è casa, ragazzi, a casa mia. E sono così felice quando sto qua, che appena arrivo, non lo so, già l'aria, l'atmosfera che mi circonda, i profumi. Infatti mo veramente mi sta venendo un po' fame e mi devo mangiare assolutamente qualcosa, che sono stanca. Se vedete il viso così è perché sono molto stanca, perché il viaggio è lungo, è lunghissimo. Comunque vabbè, in questi giorni vi prometto che vi faccio qualche video, cioè ci 4 sade, vi racconto qualcosa, magari in questi giorni succede qualcosa di divertente, voglio ammarir però, cose divertenti, perché bisogna ridere, voglio, niente, vi lascio perché ho fame, tengo fame, voglio mangiare qualcosa, perché poi tutti questi profumi che sto sentendo già stanno in un certo languorino, ragazzi. Niente, voglio, io tengo a capo tosto, quando voglio fare una cosa ci riesco sempre, quando ci voglio.